Un importante monumento che si può osservare in Contrada Manfria, a 15 km da Gela, è quel che rimane di una torre di avvistamento e difesa denominata Torre di Manfria. L'inizio della costruzione è controverso. Secondo alcune fonti, la torre risale al 1549, durante il vicereame di Juan de Vega, secondo altre invece al 1583. Comunque sia stato, si sa di certo che dopo essere rimasta incompiuta fu ripresa nel 1615 e completata ad opera del viceré di Sicilia, Pedro Tellez Giron y Guzman, duca di Ossuna, su disegno del famoso architetto fiorentino Camillo Camigliani. Delle 200 e più torri costiere dell'isola, che formavano un rudimentale sistema di vigilanza strategico-militare per segnalare i pericoli provenienti dal mare, la torre di Manfria, detta anche di Ossana o Ossuna, era una tra le 37 più importanti e dipendeva dalla deputazione del regno. I 4 torrari che l'abitavano segnalavano durante il dì con specchi e fumi, e di notte con fuochi detti fani, l'arrivo dei barbareschi alla torre di Falconara, a ovest, e a est al campanile della chiesa di Santa Maria de Platea, che fungeva anche da torre secondaria di avvistamento e segnalazione. Con un sistema intermedio di postazioni e di torri di segnalazione, le informazioni quindi arrivavano alla torre di Camarana e a est nei pressi di Santa Croce Camerina, e con gradualità alle altre del circuito isolano, fino a raggiungere nel giro di un'ora quei porti dove esistevano flotte navali da guerra che immediatamente prendevano il mare per contrastare l'azione offensiva del nemico. Le segnalazioni, inoltre, erano destinate agli abitanti della città e della campagna tramite torri secondarie, come quelle dell'Insegna e del convento dei padri cappuccini. Oltre ai torrari erano pure pertinenza delle città diversi gruppi di guardie a cavallo, che percorrevano il litorale fino al fiume di Rillo. La torre di Manfria è a pianta quadrata con basamento fortemente scarpato che misura circa 12,5 metri per lato. In origine era costituita da 2 piani: il piano terra, che serviva come deposito di acqua, legna, munizioni, spingarde, schioppi, polvere da sparo e pali di cannone. E il primo piano, che serviva d'alloggio ai torrari, come il caporale, il tenente e i soldati. Ospitava 2 cannoni. L'accesso alla torre avveniva dal primo piano con una scala di legno o una corda a retrattili, prima che nel 1805 fosse costruita una scala in muratura a 2 rampe. Nello stesso anno fu anche realizzato il secondo piano. Il terrazzo, provvisto di parapetti, tettoi e 2 balconate, sostenute da eleganti mensoloni di arenaria, ospitava 2 cannoni. I torrari provvedevano a realizzare le segnalazioni con la produzione di fumi durante il dì e con l'accensione di fuochi durante la notte, in concomitanza dell'avvistamento di navi saracene. I segnali erano percepiti da altre 2 torri vicine, quella di Camarina ad est e l'altra di Falconara ad ovest,
che a loro volta li trasmettevano al circuito isolano di torri costiere, che erano più di 200, in maniera tale che le popolazioni della costa approntassero in tempo utile le necessarie difese contro l'arrivo dei pirati. L'allora Mammali turchi era un'espressione tipica di cui ancora rimane il ricordo per la ferocia con cui tali pirati barbareschi trattavano le popolazioni dei luoghi costieri depredati. Una decina di anni fa la torre di Manfria, la cui proprietà appartiene ancora ai fratelli Iacono, grazie ad un progetto approntato dal comune, fu illuminata con fari a vapore di sodio, che la resero visibile di notte in tutta la sua possente maestosità, a decine e decine di chilometri di distanza. L'illuminazione però durò solo qualche mese. Infatti, i fari, comprese le pesanti nicchie di pietra che li contenevano, e lo stesso impianto elettrico furono oggetto di una feroce azione vandalica, tale da mettere fuori uso definitivamente l'intero impianto. Da allora in poi, tranne un intervento di recupero, peraltro inconsistente, di qualche anno fa, la torre di Manfria continua ad essere erosa dalle intemperie e rovinata da ulteriori azioni vandaliche, senza che nessuno riesca ad intervenire. E così, da più di un cinquantennio, si continua ad assistere impotenti al degrado di questo importante monumento dell'antichità. Attualmente la torre, per l'usura del tempo e l'incuria dell'uomo, è mal ridotta, e l'intervento riparatore di qualche anno fa è servito a poco.